C'è Sammy con Enrica per Radio Padania. Musica indipendente ci ascolta tutta Italia. Qui se sei un artista bravo e ti manca l'aria, puoi dare voce al pensiero in maniera libertaria. Bello, prendi il gel e facci un mega trillo. 0266, il resto stai a sentirlo. 20, 35, 29 lo ripeto, però fai in fretta se non sembri uno scemo. Cerca su YouTube e iscriviti al canale, 6 dirette al giorno che te lo dico a fare. Ogni martedì dalle 13 siamo in onda. Bello, sintonizzati, ascolta roba buona e dico musica indipendente. Musica indipendente. Musica indipendente. Musica indipendente. È mio figlio, piccolo re, quindi... Quanti anni ha? 8. A lui è dedicato il mio disco, il mio primo disco. Oh, che carino. Canzone. Piccolo mica tanto, perché anch'io ho 2 gemelli di 8 anni, e 8 anni, piccolo... Sì, certo. È una... Se gli dici piccolo, ti fa un culetto così, piccolo...
piccolo, cioè piccolo ero, per lui gli dici l'anno scorso, 2 anni fa, sembrano passati 20 anni, no? Sì, certo. Adesso a 8 anni sono grandi, Scherzi. ragazzi, se tu gli dici ragazzi andiamo, allora sono contenti. Ti dice sei ancora un po' piccolo, ti guardano stranamente. Signori, Vincenzo Greco, Piccolo Re!
tempo perché c'è la musica indipendente dalle 13 alle 14 e poi di nuovo in onda con Potere al Popolo. Sammy Varin, Erika Sbrillo e oggi la bella musica di Vincenzo Greco. Davvero bella, Vi Vincenzo, faccio complimenti. davvero i Grazie. complimenti. Piccolo Re si chiama il suo CD, Piccolo Re è la canzone che abbiamo ascoltato in apertura, dedicata a suo figlio, ed è la cosa più bella, signori, ricordarsi di una cosa scritta possibilmente con la lettera maiuscola. Quella cosa si chiama famiglia ed è una roba che oggi nel 2019 è a rischio più che mai, lo è sempre stata. Poi sai, la famiglia si disgrega, ci sono adesso le famiglie allargate, le mode più strane, ci mettiamo gli animali dentro perché è giusto poi non mettere il cane e il gatto nella famiglia, ma adesso ci sono anche altri gusti sessuali per cui la famiglia si allarga ulteriormente. Beh, uno poi si accontenta magari di mettere su una piccola famiglia e di fare un bambino, ed è la cosa più bella, credere nel futuro del proprio bambino, e addirittura chi può farlo, dedicargli una canzone e un CD. Noi apriamo le linee allo 0266203529. Qui ci si occupa di musica, ma lo sapete, siamo sempre aperti a qualunque vostra illazione, tanto c'è la Erika Sbriglio che dice gomblotto, c'è sempre qualcosa dietro, e noi allora chiediamo a Vincenzo Greco che cosa c'è dietro. Cosa c'è dietro questo CD che ti sei realizzato spendendo tutti i tuoi risparmi praticamente, anzi ha messo fuori un cappellino Vincenzo Greco che se Sì, qualcuno può... Aiutatemi per favore. Si chiama musica indipendente ed è bella per questo, perché uno fa quello che gli pare. Te lo sei fatto davvero a tua immagine e somiglianza questo CD? Cosa ci hai messo dentro? Che ingredienti ci hai messo dentro? Ma ci ho messo dentro, c'è la mia anima dentro questo CD. In realtà io ho iniziato a scrivere questa canzone, la prima canzone che ho scritto è Piccolo Re. Piccolo Re è il nomignolo col quale ha sempre chiamato mia madre e mio figlio fin da quando è piccolino. Io per cui mi trovavo sul divano, ho iniziato a strimpellare la chitarra e ho iniziato a cantare questa canzone quasi dal nulla, quasi dall'inconscio, e ho deciso poi di portare a termine questo progetto che era la mia primissima canzone. Da lì è nata una passione, si è sviluppato poi un disco. È tutto frutto mio, sì, ma ovviamente come in tutte le cose credo è l'unione poi che fa la forza. Io mi sono iscritto in una scuola, ho conosciuto diversi musicisti molto molto bravi che devo assolutamente ringraziare. In primis lo ringrazio sempre, ogni volta che vado dovunque, perché veramente lo sento che è proprio così, è Stefano De Marchi, che mi ha aiutato molto a esprimere la mia musica, quindi a cercare di capirmi, Importante. a capire come si esprimeva la mia voce, come suonavo la chitarra, e mi ha aiutato a sviluppare questa mia passione per poter esternare poi quello che sono. Tutte queste canzoni le canzoni presenti qua sono tutte canzoni mie, scritte da me. Le ultime tre invece, grazie a il maestro Beppe Carletti, che mi ha dato, e che salutiamo, ti ha dato un imprinting importante in questo senso, che forse è la prima, è come avere una barchettina in un lago, gli dai una prima spinta per farla partire. Altro che prima spinta, sì, ti ha dato un calcione proprio, un motore praticamente, mi ha dato un motore, e quindi mi ha gasato talmente tanto che poi sono riuscito a scrivere le ultime tre canzoni nel giro di pochissimi mesi, proprio spinto da questo grande entusiasmo che mi aveva dato. Le ultime canzoni, che sono poi Un'altra salita, Nel silenzio e Vola, dove ho avuto veramente una grande mano a livello soprattutto musicale e di strumentazioni da parte del maestro Stefano De Marchi. E noi salutiamo tutti coloro che oggi nel 2019 sono capaci, bravi, hanno voglia, ci credono nel fare squadra, che è la cosa più bella, più importante che oggigiorno si possa mai fare. Io tiro sempre dentro la politica, vedi com'è difficile fare squadra all'interno della politica, si litiga facilmente per ogni cazzata. Per questo non funziona. E per fortuna nella musica c'è qualche cosa d'altro, c'è un trade union, un feeling che supera qualunque simpatia, antipatia. Esatto, noi quando suoniamo
siamo un tutt'uno. In realtà c'è il violinista che suona il violino, ma allo stesso tempo ascolta la voce, ascolta la chitarra mentre suona, così come tutti gli altri strumentisti, e per cui quando suoniamo siamo all'unisono, siamo una cosa sola, anche se siamo tanti. Siamo in 8 nel gruppo, quindi... Cavolo ragazzi, cavolo, eppure tutti sintonizzati sulla stessa frequenza. Esatto, sì. Sentiamo le vostre voci allo 0266203529. Lo sapete, questa è musica indipendente, ma il bello di Radio Padania è che ci sono sempre le linee aperte. Tu pensa, dalle 8 del mattino alle 9 di sera qualunque persona può chiamare e dire quello che pensa su qualunque argomento. Noi l'ascoltiamo. 0266203529. Pronto? Pronto, sono io. Ciao, buongiorno. Salve Varin, come stai? Un'altra domanda perché... Siamo in due, no? Ti Ecco. volevo raccontare a proposito dell'untuosa carità prepesca che nel 2000, quando ero andato a Padova, pagavo dell'ex sgabuzzino delle scarpe a Santa Giustina a Padova 1.650.000 per non dormire, perché avevo l'aula TV sopra che davano di quegli strappi con le sedie, che sono una volta ho fatto 20 giorni senza dormire, sì, tipo dormivo mezz'ora al giorno. Tu non avevi una suora laica che ha chiamato l'elemosiniere. Sì, e poi pensa a te come ero ridotto. E poi quando sono andato a finire in appartamento, un omosessuale, quando non c'ero, ha messo dentro 8 afghani clandestini a cui ho dovuto pagare tutte le bollette, 5.000 euro di bollette. Aspetta, lasciami finire. Ci hai fatto ridere. Ti prometto che non bestemmio, E allora sono andato a parlare con i preti di Bressetto, quei preti bretoni che mangiano più dei pachidermi. Ho detto, ma come faccio con questi predoni? Come faccio a mandarli via? Predoni li hai chiamati, come siete tutti uguali? Mi ha scacciato via spintonandomi. Meglio che tassiate di tutti gli immobili, vedi quanti soldi tirano su. Ma quando vai il prete ti dà la pellagra, ma neanche la pellagra, ti dà niente il prete, ma lasciateli perdere, che fanno solo che schifo, lasciateli perdere. Grazie. Ciao, caro, noi non facciamo di tutta l'erba un fascio. Allora, l'elemosiniere, sapete quello, no? Che ha riattaccato la corrente in quel condominio che era mezzo centro sociale, eccetera, ha fatto ciò che voleva fare. Pare che insomma non tutti siano d'accordo anche all'interno della Chiesa, quindi io dividerei le due cose. Certamente per chi in questo momento ci sta ascoltando e fa fatica a arrivare alla fine del mese e non ha il numero di telefono della suora laica che poi chiama l'elemosiniere, forse a qualcuno girano un po' le balle, perché uno si sforza di rispettare le leggi e se rispetti le leggi non c'è nessuno che ti aiuta. Se invece le leggi non le rispetti, arriva l'elemosiniere. E qui naturalmente la Erika Sbriglio avrebbe da raccontarvi tutta la sua teoria e tutto quanto. Ma non lo farò, ti stupirò, caro Semi, oggi. Voglio solo parlare di musica con questo ragazzo. Ma è stupenda. Che è eccezionale. Oggi niente gomblotto. Ma è pazzesco. Ho fatto il fioretto, il gomblotto oggi non ci sta. Pazzesco, incredibile. E allora lanciamo in onda un altro pezzo di Vincenzo Greco. Seguendo la trasmissione Musica Indipendente, va in replica poi il sabato sera alle 20:30 e la domenica alle 15, e trovare qualcuno che vi voglia ascoltare, così come nella vita e anche strumentalizzo in politica, è sempre più difficile trovare qualcuno che abbia tempo e voglia di ascoltare. Vincenzo Greco.
Barca. Prima di tutto un grande saluto a Orietta Berti, perché doveva essere ospite a quest'ora su RPL, ma mi ha scritto che c'è un po' di tosse, raffreddore, influenza e insomma l'Oriettona giustamente la vogliamo in forma al più presto e allora rimandiamo di qualche giorno, ma state in sintonia perché l'avrete qui su RPL come avete avuto questa mattina il grandissimo Albano. Ma c'era qualcuno che giustamente voleva già fare le dediche. Siamo in anticipo perché la trasmissione di dediche c'è dopo le 15 con la nostra Gabriella Monti, ma c'era qualcuno che voleva fare una dedica. Io ci tenevo tantissimo perché questa canzone qua, quando eravamo piccolini, io e mio cugino Ivan, mia nonna ci ha fatto una testa, ogni volta che andavamo da mia nonna c'era la canzone Finché la barca va, quindi Ivan questa canzone qua la dedichiamo alla nonna, io la dedico alla mia nonnina Rosa che ci sta ascoltando. Nonna Rosa, un grande saluto a te, a tutte le nonne. Poi c'era anche un'altra dedica. Sì, io invece vorrei dedicare questo brano a un'amica e collega, una cantante molto molto brava che si chiama Laura Strazzi. Laura, questa è tutta perché per te, ci scommetto che ti fai una risata che non finisce più, non posso dire il perché a quelli che si stanno ascoltando, ma la dedico a lei, insomma. Ragazzi, anche noi non diciamo il perché, ma ce la autodedichiamo questa canzone perché Finché la barca va, lasciala andare, vale per tutti noi. Siamo sempre nel marasma, questa tempesta che ci vorrebbe mangiare, sommergere, e noi resistiamo zitti, quatti, facciamo una musica che non c'è, quella di altissima qualità, ma che non viene presa in considerazione, almeno per ora, nel caso di Vincenzo Greco, da Radio Italia Solo Musica Italiana, da RTL, da Radio Dimensione Suono, da R101, insomma da tutte le grosse grasse radio. Perché? Perché forse non l'avevano ancora sentito a Radio Padania il Vincenzo Greco. Adesso che lo avete sentito avete visto che figo dal punto di vista musicale e non solo, e magari è il caso di programmarlo, e lo dico ai colleghi programmatori musicali. Dai, programmiamolo, ragazzi. Anche perché lui adesso comincia a girare e qui ci sono già un po' di date. Dal 22 giugno a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, opening Nomadi. Una stupidata, cioè proprio una passeggiata, insomma, fai l'apertura ai Nomadi che non è cosa da poco. No, ne abbiamo già fatte, non vedo l'ora perché è un bellissimo palco. Assolutamente sì. È cazzolina. Tantissima gente. È cazzolina. Alzate la mano voi artisti indipendenti, chi vorrebbe aprire il concerto dei Nomadi, insomma, quello dove non c'è mai nessuno. Ma per favore, anche la Gabriella Monti vorrebbe aprire il concerto dei Nomadi. Beh, signori, segnatevi questa data, ce ne sono moltissimi che ci seguono dalla provincia di Bergamo. 22 giugno, Brembate di Sopra Bergamo, concerto dei Nomadi, apre Vincenzo Greco. Ma poi ci sono un fracco di date, anche quella di Milano, Corte dei Miracoli il 25 di maggio, ma se andate sulla pagina Facebook di Vincenzo Greco o sul sito, ne saltano fuori ancora magicamente. Questo fa piacere perché, ti ripeto, il Vincenzo sta dimostrando di essere in gamba, di credere nella buona musica, ma soprattutto nel fatto che bisogna farsi vedere, farsi sentire. Ma soprattutto la fa della buona musica, perché di questi tempi non è roba da tutti. Io non so se, tu lo sai, ma mi mandano in continuazione brani, ipotetici autori, che magari si svegliano la mattina, gli viene in mente un motivetto e pensano di essere degli autori. Allora, non è per tutti scrivere brani, ragazzi, sappiatelo, non è cosa per tutti, non è detto che ciò che tu hai scritto sia bello. Invece il lavoro che ha fatto Vincenzo Greco prova che è molto più difficile scrivere, ma soprattutto è molto difficile scrivere bene, cosa che lui sa fare. Vero. Grazie. Sentiamo due chiamate allo 0266203529. Lo sapete, RPL ha sempre le linee aperte. Contate su di noi per dire qualunque cosa su qualunque argomento. Pronto? Buongiorno Sammy. Ciao. Io volevo dire una cosa. Siccome ho avuto modo di ascoltare ieri sera, non c'entra con il tuo programma di musica, certo, però volevo dire, ieri sera ho voluto ascoltare la 7, il direttore della 7, che ha detto, parlando di Salvini naturalmente, ha detto che se ne fa un baffo di quello che ha detto, perché Salvini si era preoccupato di dire che non dicono le cose giuste quando sono in televisione, i direttori e le varie signore che sono lì, che fanno i talk show.
Allora volevo dire una cosa, io ho aspettato fino alla fine del programma per sapere se aveva detto, se diceva che era stato condannato Sala 1 anno e mezzo, non 1 anno e più, non l'ha detto, però si è preoccupato molto di dire tante volte in tutti i suoi programmi, siccome lui è molto, molto su, come si può dire, elegantemente, ha detto che se ne fa un baffo, ma anche lui si sente molto su, sempre nella verità. Ha detto appunto tante volte che Siri era stato condannato per bancarotta di 1 anno, era stato condannato per 1 anno per bancarotta. Allora, se questo signore che è direttore della Sette e che si offende perché Salvini ha detto che non dice le cose giuste sempre in televisione, nella sua rete, nel suo programma, sarebbe bene che si ricordasse di dire anche non solo quello degli avversari, ma anche dei suoi Grazie cara, sei stata chiarissima. Io vi dico una cosa simpaticamente, se potete non fatevi il sangue amaro in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Manca poco, dai, manca veramente il poco. 26 di maggio si vota per le comunali, per alcune regioni, per le europee. Lo volete un consiglio? Se potete, ascoltatevi il CD di Vincenzo Greco, scaricatelo dagli store digitali, fatevi un'overdose di buona musica e non pensate alle menate di Di Maio, alle menate. Adesso si è messa anche l'Europa che dobbiamo beccarci anche quando commettono reati. Ne parliamo tra un quarto d'ora, signori. No al rimpatrio quando c'è rischio per la vita, anche se commettono reati. Cioè, se questi dicono no, mio paese, mi fanno fuori, mi fanno culo così, ah no, tranquillo, allora ti teniamo noi, anche se hai violentato quella bambina, ti teniamo noi, tranquillo. Cioè, avete capito cosa sto dicendo? Chiudiamo la parentesi perché non voglio arrabbiarmi. C'è ancora una chiamata e poi voglio ributtarmi nella musica di Vincenzo Greco. Voglio affogare nella musica di Vincenzo Greco, tanto so nuotarci molto bene. Pronto? Vai Vincenzo, ciao ragazzi! Matteo Tiraboschi, cosa avevo detto prima, Sammy? Io devo fare la veggente, ragazzi. Ciao Matteuccio. Ah, stavi pensando a me? Sì, ho detto prima in diretta che secondo me avresti chiamato. Sì, infatti ho chiamato, quando ho perso Vincenzo è bravo e merita di essere salutato, giustamente. Grazie. È una canzone che è molto bella, in mi minore, molto bella veramente, fatta bene, ben arrangiata, quindi ti faccio i miei complimenti di cuore, veramente. Grazie. Matteo, se tu non dovessi conoscerlo, è un tenore molto bravo, tra l'altro, che ama la bella musica, e quando c'è un artista che gli piace, lui chiama sempre per fare complimenti. Sì, grazie mille. È un intenditore. Grazie Matteo Tiraboschi. A sabato, ciao! Sabato Piazza Duomo, Matteo Tiraboschi, che lo dico perché è un grande amico di Radio Padania, se abitate a Dalmine è meglio che lo cerchiate tra i candidati. Basta, non ho detto nient'altro, voi cercatelo. Per la par condicio. Gli piacerebbe fare il consigliere comunale. Dite che uno che non ci vede, cieco, ma che ci vede molto meglio di noi su alcune cose, non meriterebbe di fare il consigliere comunale a Dalmine. Io qui lo dico e qui lo nego. Anzi, sai che ti mando una bellissima, mandiamo la cover, Impressioni di settembre. Che meraviglia, ragazzi, un brano eccezionale. Perché mi viene da dire, perché hai ricantato Impressioni di settembre della PFM? Ma perché tanto è una canzone scritta negli anni 70, laddove c'era un pochino meno paletti di oggi nella musica, quindi c'era più libertà. La canzone stessa esprime proprio un pensiero di libertà, quindi un pensiero che parlano di cose eteree, cose infinite, quindi è una canzone che io amo, mi piace tantissimo, mi rappresenta. Purtroppo non l'ho scritta io questa canzone. Potrei dire la stessa cosa, Vincenzo, purtroppo non l'ho scritta nemmeno io. Però è una canzone che amo talmente tanto che ho voluto che fosse presente nel mio primo CD. Sentiamo la versione di Vincenzo Greco.
Tanta roba a Radio Padania oggi, Sammy. Diceva Vincenzo Greco che forse questa è stata la canzone che lo ha fatto più sudare in questo senso. Sì. Molta paura, ma la paura bisogna affrontarla. Se una cosa ti piace davvero bisogna crederci. A me piaceva troppo questa canzone, quindi ho detto mi interessa niente, affrontiamo sta paura e facciamola bene. Ci sta. Impressioni di settembre da Vincenzo Greco, può piacere, può non piacere, a noi è piaciuta e chiaramente consigliamo a tutti voi di scoprire questo artista Vincenzo Greco, che è da dove arrivi esattamente? Io sono di Milano, sono nato qua a Milano. Quindi a due passi. Sì, Sei anche i miei genitori mio papà è di Caserta e mia mamma è pugliese. E so che il mio cognome, sono andato a studiarmi il mio cognome, invece sono di origine siciliana, di migliaia di anni fa ero siciliano probabilmente. Ma vivi ancora a Milano? Vivo a Milano, sì. Ma gira e anche giro tanto, uno dei tuoi video mi pare che ha avuto una bellissima location. Dedalo l'ho scritta in Sicilia, appunto, ad Erice. Ho scritto lì quella canzone. L'anno dopo sono tornato e ho girato lì il video. E adesso ci tornerò per fare il mio concerto proprio lì dove ho avuto l'ispirazione, così chiudo il cerchio, è tutto coerente, è tutto bello. Allora io non dico niente, però certamente se avete un computer sotto mano, cercare Dedalo su YouTube vi dà un attimo un'idea di cosa è capace Vincenzo Greco. Chiaro che poi immagino che questo CD si possa già scaricare o lo sarà nei prossimi giorni. Sì, è già tutto scaricabile su tutte le piattaforme streaming, quindi su YouTube ovviamente, su Apple Music, su Spotify, quindi in tutti i maggiori streaming presenti in rete. A brevissimo sarà anche su come si chiama? Tutte le piattaforme, ce ne sono così tante ormai. Io ho perso le speranze di ricordarle tutte, guarda. Ok, va bene. Anche tu. Comunque dappertutto, esatto. Io mi faccio aiutare sui social perché sono un po' imbranato. Beh, poi c'è Vincenzo che mi aiuta. C'è il sito vincenzogrecomusic.com. Esatto, lì trovate tutte le informazioni. Esatto, e soprattutto, ragazzi, siete originali. È il bello di preferire artisti come Vincenzo Greco, è che siete voi a fare la moda, non vi fate assorbire dalla moda, esatto, ma la fate, cavalcate qualcosa che vi piace e la fate conoscere ai vostri amici e alle vostre amiche, a chi frequentate il sabato sera. Andiamo in macchina, a te, guarda cosa ti faccio sentire, senti un po' sto pezzo, che roba buona è. E questa è la cosa più importante, perché farsi imbibinare da Radio DJ o da RTL che trasmettono sempre le stesse 20 canzoni il giorno dopo la stessa ora, beh ragazzi, vi vogliamo bene, si chiama democrazia, però magari avete anche una vostra testa per pensare che musica ascoltare. Cos'altro aggiungere? Niente, io non aggiungerei nulla, io ascolterei un altro brano se possibile. È tanto bravo Vincenzo, facciamolo ascoltare alla grande. Io vorrei ascoltare uno dei due brani ho scritto d'amore, questo è uno che l'amore, Sammy, è l'ora dell'amore. L'amore lo intendo un po' a modo mio, e quindi questa è un'emozione di te. Io l'ho scritta quest'estate a Vieste su una scogliera di notte, ci ho messo 4 notti per scrivere, sono tornato per 4 volte su quella stessa scogliera per cercare le ispirazioni e mi sono perso 4 notti di divertimento in estate, quindi beato, mica tanto. Il poeta è così, ragazzi, il poeta si chiude in se stesso, sono contentissimo e sulla scogliera si fa di tutto. Con la fantasia, allora, non ha spiegato se era da solo o in compagnia, questo non l'ha spiegato, però lo lasciamo alla vostra fantasia. Un'emozione di te, grazie Vincenzo Greco, ti rivogliamo in studio quando vuoi, ma soprattutto quando fai qualche altra presentazione, concerto eccetera, ce la segnali e ne parliamo in diretta, ok? Benissimo, va bene. Grazie Vincenzo. Grazie. Ciao. Ciao.